mangi. Che cos'è sta voce che sento in tal cuore? E l'ho detto, figlio, l'ho detto. La voce dell'angelo che chiamano le caruse per giocare. E che cos'è, mangi? Sta frevi che ti smangia. Non ti scantare, figlio. È la malattia delle poverazze, delle disgraziate come me, delle sfortunate che partono la guerra e lo destino. E me pace. Non è me pace. Tuo padre, figlio, è lontano, lontano, in un paese che si chiama Stiglia. Da suo paradiso la gente è sempre allegra, non c'è guerra e non c'è disperazione. La sua casa è più grande di un mare e aspetta solo annuate per spalancare le porte e le finestre. Tuo padre ti vuole bene più sa della sua vita, che pensa sempre e quanto prima torna sopra un cavallo magico che vola. Vola. Ora dorme e lascia che il tuo angelo ti conta e ti racconta la storia dell'uccello e della terra. Come ci posso dire ad un innocente che suo padre l'ha abbandonato quando nasceva, quando lo vette che ci mancavano gli occhi e la sua panza era un tamburino che suonava per la morte. Per le morte di fame come annuato, figlio, come annuato.